Sì all'autonomia, no però alla cessione delle competenze di infrastrutture ed energia. Il numero 1 di Viale dell'Astronomia, Vincenzo Boccia, all'Assemblea di Confindustria Venezia Rovigo, organizzata per presentare il progetto industriale per le aree territoriali, ha posto una riserva alla linea del governatore del Veneto Luca Zaia dell'autonomia totale con 23 competenze, decisione sancita anche dai cittadini con il referendum consuntivo del 22 ottobre 2017. Positivi, l'abbiamo detto, purché siano elementi di efficienza del territorio e quindi di maggiore competitività. Occorre fare tesoro di alcune clausole di supremazia, abbiamo detto, tra cui infrastrutture ed energia, per evitare di costruire nuovi centralismi, ed è evidente che tutto questo deve essere nell'interesse del Paese. Detto questo, l'autonomia non può essere la merce di scambio, seppur utile e legittima, per non avere provvedimenti a favore dell'economia reale del Paese. L'autonomia è un pezzo importante delle questioni del Paese, ma occorre un intervento organico di politica economica che non si risolve solo con l'autonomia. Io rispetto le opinioni di tutti, ma per me fa regola la Costituzione elenca 23 materie, noi abbiamo chiesto 23 materie e chiediamo che ci siano 23 materie nell'intesa che andremo a firmare, altrimenti non la firmo. Tutte e 23 le materie previste dalla Costituzione. Se poi non vanno bene le 23 materie è più semplice proporre una proposta di modifica della Costituzione, perché altrimenti la Costituzione vigente oggi noi abbiamo la facoltà di chiedere 23 materie. Boccia è intervenuto anche sul dialogo con il governo, il ministro del lavoro Luigi Di Maio. Più che confronto si può avere quali sono i fini che il governo si pone dopo la manovra economica. Se i fini economici sono quali sono gli impatti sull'economia reale dei provvedimenti che il governo intende adottare dopo la manovra economica, è evidente che su questo occorre ed è utile aprire un dibattito nell'interesse del Paese e del governo, perché se c'è un rallentamento della crescita rispetto a quella dichiarata dallo stesso governo, è opportuno che il governo abbia un piano per non ricorrere al deficit, ma attivare cantieri, che significa non ricorrere al deficit, usare risorse già stanziate e creare occasioni di occupazione nel Paese.